Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura orrore a Catania, dove un bambino di 5 anni sarebbe stato picchiato e frustato alla schiena e sulle gambe per le sue presunte monellerie. Questo è quanto emerso da un'inchiesta della procura che ha portato al fermo della mamma 28enne e di una zia 23enne del piccolo, entrambe nigeriane. Le indagini sono state avviate dopo la denuncia della dirigente della scuola frequentata dal bimbo. Operazione internazionale contro il traffico di migranti, smantellata un'organizzazione criminale che organizzava viaggi definiti VIP a bordo di gommoni di lusso di grossa cilindrata e con gruppi che non superavano di volta in volta le 20 persone. Dalla Tunisia arrivavano così alle coste della Sicilia, più precisamente del Trapanese, e per le traversate si pagava fino a 6.000 euro. Sono 12 le persone fermate, 6 italiani e 6 tunisini, tra questi ci sarebbe anche un ex poliziotto. Un video postato sui social con una coppia armata di fucile da caccia che spara in aperta campagna. Da questo sono partite le indagini dei carabinieri di Sciara in provincia di Palermo che hanno portato all'arresto di un trentenne e alla denuncia della fidanzata 26enne. Reperti archeologici risalenti al 400 a.C., consistenti in anfore, lucerne e una varietà di monili, ma anche un alligatore mummificato di oltre 1 metro. Questo è il bottino che nascondeva in casa un 26enne messinese che non ha fornito alcuna giustificazione sulla loro provenienza. Per questo è scattata la denuncia con l'accusa di ricettazione di beni culturali. In conclusione, l'ennesimo locale del centro finisce nel mirino dei vandali. Stavolta è toccato al Dante Café nell'omonima via a 2 passi dal Politeama a Palermo. Un uomo ha scagliato così un lavandino contro la porta d'ingresso del bar ed è poi scappato. Il titolare ha sporto denuncia e saranno le indagini a stabilire se si sia trattato di un tentato furto, di un atto vandalico o di un'intimidazione. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento alle 19:30. Buona giornata!